Il periodo è storicamente quello delle mareggiate, ma quest'ultimo passaggio di maltempo ha lasciato particolarmente il segno sulle spiagge di Jesolo. Da lunedì comincerà ad essere asportato tutto il legname che si è accumulato sulle spiagge e solo questa operazione dovrebbe avere un costo attorno ai 200.000 euro. Poi ci sono i danni agli stabilimenti e alle dune di protezione. Sono sicuramente ingenti i danni al patrimonio privato, però ci saranno anche danni al patrimonio pubblico, perché ovviamente tutta questa sabbia che è stata erosa dovrà essere gioco forza riportata nella prossima primavera e sicuramente saremo sopra il 1 milione di euro di danni. Quindi i danni sono contenuti, nel senso che riguardano una porzione del territorio, però sono assolutamente ingenti e non ce la faremo ovviamente solo come comune a sostenerli. A Jesolo Pineta si trova il tratto di litorale storicamente più a rischio erosione, una circostanza confermata anche questa volta. Siamo nella zona più critica di Jesolo, una delle zone più critiche di Jesolo, una zona più esposta alla mareggiata e quando il forte vento e il mare batte succedono queste situazioni qua. Non è rimasto niente praticamente. No, praticamente non è rimasto niente, nei scorsi giorni aveva lambito un pochino la passeggiata, ma questa notte col forte vento è stato portato via tutta quanta la passeggiata. Secondo una prima stima, qui la mareggiata ha portato via circa 20.000 metri cubi di sabbia accumulati sulle dune. Rimettere a posto la spiaggia non sarà semplice e c'è già qualche timore per la prossima stagione. Ovviamente la voce va alla Regione, sappiamo che è sempre vicina e quindi non abbiamo dubbio che risponderà, però noi ogni anno impieghiamo almeno 500.000 euro per il ripascimento con il bilancio del Comune, sono delle cifre molto importanti. Quest'anno andremo sicuramente oltre, quindi abbiamo assolutamente bisogno di un sostegno ulteriore.